Una piccola spiegazione di quello che è il campus e di quello che facciamo noi in tema di sostenibilità, perché è fra i nostri compiti sensibilizzare la popolazione di qualsiasi età, quindi giovani, meno giovani, diversamente giovani, come volete, alle tematiche della sostenibilità, delle energie rinnovabili, perché sono molto importanti non solo per noi che le viviamo adesso, ma per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un futuro ambientale per quanto possibile migliore, senza peggiorare i danni che purtroppo abbiamo fatto e stiamo ancora facendo. Io sono Daniela, lei è la collega Paola, quindi facciamo questo breve excursus in modo tale poi quando facciamo il giro all'esterno da non soffermarci troppo sulle cose che vi spiegheremo adesso, proprio per evitare di stare sotto il caldo, perché oggi è veramente caldo. Bene, campus di Savona è ovviamente una sede universitaria dell'Università. Vediamo un po' cos'era. Ripeto, se siete di Savona saprete che qui c'era il 16° Reggimento Fanteria e questa era una caserma. La caserma nei primi anni 90, quindi 90-91, il governo ha ospitato qui dentro gli albanesi che erano reduci da una guerra e nel frattempo la caserma veniva dismessa, quindi c'è stato un periodo dove c'era una commistione albanesi-caserma. Contemporaneamente l'allora sindaco Magliotto e altre persone, diciamo, politici savonesi hanno iniziato a chiedere all'Università di Genova di poter avere una sede universitaria su Savona, perché ritenevano che questo fosse sia di prestigio sia un salto in più per la città. E in allora il Ministero dell'Università iniziava a concedere qualche piccola concessione rispetto alle sedi centrali, quindi rispetto a Genova. Non dei veri e propri corsi di studio, ma delle scuole di specializzazione, cioè scuole di alta formazione che venivano seguite per 2 anni dopo le scuole superiori e che attualmente non esistono neanche più perché si sono poi trasformate in altre cose. Quindi la facoltà di ingegneria, quando qui c'erano gli albanesi, con il comune di Savona, la provincia, eccetera, hanno deciso di portare questa scuola di specialità nell'ex ONSAB, siamo zona Porto, perché lì era l'unico posto dove poteva stare. E quindi questo è stato l'inizio dell'università a Savona. Dopodiché cosa succede? Succede che, vabbè, qui c'è scritto velocemente cosa c'era, c'erano unità militari, la palazzina comando, perché l'ingresso non era dove siete entrati voi, ma era laterale dove c'era il Prato, poi c'era il ponte sul Molinero e quella prima palazzina che si vedeva era la palazzina comando. Tutte le palazzine, e poi quella lì era l'ingresso della caserma, e tutte le palazzine all'interno erano di quel colore ed erano fatte a U o a C, chiamatelo come volete, cioè una stecca centrale e 2 perpendicolari. E all'interno c'era tutto quello che c'è in una comune caserma, quindi c'erano i dormitori, la chiesa, la mensa. Le cucine erano in realtà nella parte più alta del campo, che adesso è biblioteca, ma c'erano queste cucine e la zona mensa. Quindi albanesi qua, dicevamo, e alla fine gli albanesi se ne vanno e il demanio offre la possibilità di trasformarlo in università. Viene creata una società dagli enti locali che è la SPES, che è ancora attualmente in attività, composta da Camera del Commercio, Unioni Industriali, Province e Comune, che decidono di sostenere la ristrutturazione della caserma e in accordo con l'Università di Genova di portare, allora sì, dei corsi di studio. E il primo corso di studio, il primo nucleo, è quello di ingegneria.
tant'è che tutto il progetto poi di cui vi parlerà Paola sulla sostenibilità eccetera nasce proprio da ingegneria, perché il primo livello significa che sono tutte persone laureate, perché oramai il ciclo universitario, che è un po' cambiato rispetto già a quando ho fatto io l'università, ha la laurea triennale che sono 3 anni, poi uno si può fermare, oppure fa gli ulteriori 2 anni di laurea magistrale, oppure ci sono laurea a ciclo unico tipo medicina, uno deve iscriversi e farsi 6 anni, non è che possa fermarsi a metà. E poi ci sono i dottorati oppure i master, che sono un ulteriore anno di specializzazione dopo la laurea magistrale o la laurea triennale. Primo livello significa che si può fare questo ulteriore anno dopo la laurea triennale. Se ci fosse scritto secondo livello si potrebbe fare soltanto dopo la laurea magistrale. Poi abbiamo una laurea triennale in scienze della comunicazione, una laurea magistrale. Fanno anche attività extracurricolari, cioè non si fa soltanto didattica e ricerca, ma i ragazzi si organizzano per fare per esempio corsi di musica piuttosto che corsi di computer e così via. E poi ovviamente tutte le tecnologie più moderne che ci sono, c'è il wifi coperto per tutto il campus, abbiamo delle app da smartphone per cui i ragazzi in tempo reale sanno se un esame è stato spostato, una lezione, dov'è. Sostenibilità non vuol dire solo, come pensano molti, ambiente pulito, ma è un'interazione di più cose. Come vedete qua sul monitor c'è la parte ambientale, ma c'è anche la parte sociale e la parte economica. E quindi diciamo lo sviluppo sostenibile deve essere appunto quello sviluppo economico che permette all'uomo di svilupparsi, cercando però di stare attento all'ambiente e anche al benessere della persona. Quindi diciamo che qua all'interno del campus, come ha già citato Daniela, abbiamo cercato di trattare tutte queste tematiche a livello generale. Quindi da cosa siamo partiti? Noi siamo un ente di formazione, siamo un'università, quindi abbiamo cercato di integrare la sostenibilità nei nostri insegnamenti. Come vedete nel grafico, che parte dagli anni 2013 e arriva fino al 2020, vedete l'andamento della percentuale di corsi di sostenibilità su tutta l'offerta formativa del campus, che è incrementato durante gli anni. Attualmente siamo a più del 40% degli insegnamenti sul campus che trattano tematiche della sostenibilità, che variano dalla parte tecnica più ingegneristica alla parte sociale, alla parte più prettamente sportiva e benessere. Passando sulla parte un po' più tecnica, che è quello, come ha detto giustamente Daniela, che abbiamo iniziato a sviluppare all'interno del campus come prima parte, è la questione legata all'energia sostenibile, quindi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 2014 è stata inaugurata questa rete energetica intelligente, che è denominata in inglese Smart Polygeneration Microgrid. Smart sta per intelligente, appunto, poi vi spiego perché è smart. Polygeneration vuol dire che l'energia è generata da più dispositivi, da più fonti di energia. E microgrid è il termine inglese per microrete, perché è una piccola rete di produzione energetica che è all'interno di un'area ben delimitata come la nostra, che può essere paragonata a un piccolo quartiere cittadino. Quindi quello che è stato, diciamo, il motivo per cui è stata creata questa rete è appunto quello di essere un dimostratore di un'infrastruttura innovativa applicabile poi in contesti anche urbani. Quindi noi cerchiamo di essere, diciamo, un prototipo, un dimostratore per queste tecnologie. Probabilissima, però hanno il vantaggio che bruciando una sola cosa riescono a produrne diverse altre. Producono contemporaneamente energia elettrica e energia termica, perché col calore prodotto da queste turbine qua noi riusciamo a riscaldarci le palazzine in inverno e anche a raffrescarle, perché c'è, diciamo, si allacciano a dei sistemi particolari che sono questi sistemi di raffreddamento
riscaldamento che vediamo, comunque oggi anche all'esterno, che grazie al calore riescono a produrre energia, aria fresca, diciamo, a raffrescare per determinati processi chimici che non so manco nel dettaglio e di addentrarmi nella spiegazione. Poi, come dicevo, abbiamo un impianto fotovoltaico. Avevamo dei sistemi solari termodinamici che erano dei grossi paraboloni che si spostavano in base alla luce del sole per catturare sempre la massima intensità di luce e produrre energia elettrica. Adesso li abbiamo dismessi perché ne stiamo mettendo dei nuovi, sempre simili, però adesso vediamo che c'è vuoto, ecco, dove c'erano questi tre sistemi. Poi abbiamo alcune colonnine di ricarica elettrica per ricaricare i mezzi elettrici, lo spiego meglio dopo. E come diceva Daniela, il famoso magazzino, chiamiamolo così, che sono delle batterie elettriche molto grandi di energia intelligente. Questo è un prototipo di quello che viene definito un edificio energy prosumer. Cosa vuol dire? La parola prosumer in inglese è nata dalla fusione di producer, quindi produttore, e consumer, consumatore. Perché questa palazzina è in grado di autoprodursi l'energia dal punto di vista termico al 100%, perché ha un impianto geotermico con delle sonde che scendono giù a 120 metri, mi sembra, in profondità, per catturare, diciamo, scambia il calore col terreno, e permette di, anche lei, analogamente all'impianto termico che vi ho spiegato prima, permette di generare il calore all'interno della palazzina in inverno e raffrescarla in estate. Quindi dal punto di vista termico non chiede aiuto a nessuno questa palazzina. Dal punto di vista elettrico si produce, anche lei ha dei pannelli fotovoltaici sul tetto, si produce la sua energia e può capitare che abbia bisogno di chiamarla dall'esterno perché non riesce purtroppo a soddisfarsi di ricarica dei veicoli elettrici, che sono di due tipi, poi vi spiegherò meglio durante la visita, farò vedere e spiegherò meglio come si differenziano. Abbiamo diversi parcheggi per biciclette, per appunto incentivare i nostri studenti a venire a recarsi al campus in bicicletta e non magari in macchina o in autobus. Quelli capitano vicino, ovviamente, non come me che sono di Sassello e non posso venire in bicicletta. Abbiamo un percorso pedonale su legno e il comune ci sta per concludere, cioè diciamo, ne ha fatto un pezzo e deve fare la conclusione per allacciare il campus tramite un percorso ciclopedonale con il centro città, in modo che gli spostamenti col centro città risultino più facili anche per chi vuole venire in bicicletta. L'acqua piovana, l'acqua viene filtrata, va in un serbatoio sotterraneo dove poi viene pescata con una pompa che la convoglia nell'edificio. Ovviamente è utilizzata diciamo nei WC solo per gli scarichi del WC e non come acqua potabile perché non c'è trattamento. È utilizzato quindi all'interno della palazzina nei bagni e per irrigare i giardini immediatamente esterni alla palazzina. Quindi diciamo che da questo punto di vista cerchiamo di risparmiare un pochino d'acqua. Daniela giustamente ha citato l'importanza dello sport e del benessere per la salute di ogni individuo. Siccome abbiamo una laurea triennale in scienze motorie, abbiamo dovuto attrezzare il campus con infrastrutture sportive idonee alla pratica dello sport, che sono utilizzate dagli studenti di scienze motorie, ma anche dagli altri studenti, ma anche dal personale che vuole fare pratica sportiva. Non li impediamo a nessuno. Nello specifico abbiamo, vedete, la prima cosa che è stata citata lì è la palestra, U-Gym si chiama, una palestra intelligente che è nella palazzina intelligente, è automatizzata per l'allenamento outdoor, in particolare ha delle macchine che sono connesse alla rete elettrica, sono delle ciclette, delle macchine ellittiche, tali per cui se uno le usa produce energia che viene immessa nella palazzina. Logicamente non aspettate un'energia molto elevata perché non ci accendete neanche la lampadina se pedalate, però un diciamo incentivo, dai, è un incentivo, una bella cosa di faccio un po' di ciclette, nel frattempo risparmio un centesimo di energia. Ho richiesto di utilizzare alimenti il più possibile provenienti dalla produzione biologica, chilometri zero, utilizzare frutta e verdura di stagione. Abbiamo anche una particolare attenzione alle intolleranze alimentari, piuttosto che anche alle persone con delle problematiche tipo per esempio
persone disabili al quale viene offerto il servizio al tavolo. E ecco, una cosa importante è che siccome CKNS è un campo sostenibile abbiamo abbiamo una riduzione al minimo della plastica, quindi l'acqua che troverete in mensa non è nella bottiglietta di plastica, ma c'è un erogatore di bevande tale per cui ognuno con il suo bicchiere va lì, si prende l'acqua evitando appunto la plastica, come anche nelle stoviglie che sono di vetroceramica, quindi non plastic free la possiamo chiamare anche la mensa, oltre che sostenibile. Dello scorso anno, adesso facciamo vedere un breve video così interrogativo. La sostenibilità, vi abbiamo spiegato queste cose così quando facciamo il giro sapete quello che stiamo vedendo. Quella, diciamo, la cosa importante per cui siamo lieti di partecipare a queste giornate, ripeto, con persone di varie età, di varie estrazioni, di gruppi, eccetera, perché ovviamente è compito dell'università sì fare ricerca, ma non tenersi per sé i risultati di queste ricerche. Quello che l'università fa e che ha la possibilità di fare, perché tutte le università hanno dei grandi ricercatori, non soltanto in ambito chiaramente di sostenibilità, ma pensate semplicemente anche ai farmaci, no? Vengono studiati e prodotti in università, vaccino anti-Covid, le università hanno partecipato in maniera molto massiccia. Però è ovvio che l'intento dell'università è far sì che le risultanze di queste cose vadano a più persone possibili. Noi non lavoriamo per noi stessi, perché sarebbe una cosa che non ha nessuna ricaduta sociale, nessuna ricaduta sul mondo, no? Quindi ci fa piacere come dire, spiegare queste cose perché la gente capisca che chi lavora qua dentro, studia qua dentro, lo fa anche per tutti. No? Cioè se riusciamo a ottenere dei progetti di sostenibilità, produrre energia in un certo modo, fare dei prototipi che poi possono essere replicati nelle case di ciascuno di voi, beh, non è un guadagno solo nostro, ma un guadagno, ripeto, per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti e per chi verrà dopo di noi anche fra 1000 anni. Ok? Facciamo vedere.
una fondazione di ricerca che si chiama Fondazione Cibo. Questa qua ce l'hanno regalata da Osta perché è una turbina. Arriva c'è scritto tutto lì se qualcuno è più interessato ad approfondire. È proprio la classica, ci casca l'acqua, gira, produce, poi era stata dismessa e noi l'abbiamo utilizzata come arredo urbano. Turbine, quei dispositivi che vi dicevo che con il gas naturale riescono a produrre energia elettrica e energia termica. Adesso sono in funzione, quindi c'è rumore perché stanno facendo partire l'impianto. Sono queste che alimentano il campus a livello energetico e termico. Ora possiamo proseguire, se volete vedere la biblioteca dobbiamo... Rimaniamo all'asciutto quando piove. Allora, qui alle mie spalle vedete questa struttura, è una delle residenze universitarie che abbiamo interno al campus, qui dove gli studenti che arrivano da fuori sede possono dormire, soggiornare. Qui invece abbiamo la biblioteca, questa struttura è vetrata molto grande, la biblioteca, adesso poi ci passiamo a fianco, adesso logicamente è chiusa perché oggi è tutto chiuso. Dietro la biblioteca, non so se avete visto salendo, c'è un'area diciamo ristoro, chiamiamola così, con le panchine dove c'è una di quelle strutture ginniche di cui vi spiegavo prima. Ora ci spostiamo verso il fondo, prima di scendere le scale ci fermiamo che vi faccio vedere un altro impianto di raffrescamento. Era così tanto sicuro. Poi negli anni invece ogni giorno si sente sempre più parlare di energie alternative, sostenibilità eccetera eccetera e quindi già che avevamo il primo nucleo abbiamo poi puntato proprio su quello, declinandola però come abbiamo detto prima non soltanto nelle energie ma anche sostenibilità fisica, su benessere e quindi con gli altri corsi ci siamo poi evoluti. Piccolini delle elementari dove lo facciamo più sotto forma di gioco, per esempio a parte che gli presentiamo un pochino le cose in maniera più, abbiamo un personaggino che è una mascotte eccetera e poi facciamo dei giochi, tipo c'è un gioco che riscuote in genere grande successo che è il gioco della raccolta differenziata, per cui noi gli diamo tutta una serie di cose, non sempre banali come una bottiglia di plastica o un pezzo di carta, ma anche cose un po' particolari e diciamo a squadre dove lo buttate, dove non lo buttate, proprio perché il nostro compito è sensibilizzare le persone.
e poi ovviamente ogni anno portiamo, ripeto, in periodo Covid siamo stati un po' frenati come tutti perché, ma se no quest'anno abbiamo ripreso, abbiamo portato a quando era marzo. Dai pannelli fotovoltaici di questa i pannelli fotovoltaici sono solo su questa palazzina e su questa. Poi in futuro li metteremo anche su altre, in modo da incrementare la capacità fotovoltaica. Mentre questa è la palazzina che vi dicevo, quella diciamo costruita dove ci sono gli arrivi delle sonde geotermiche fotovoltaiche, impianto geotermico, ci sono le sonde che arrivano dalla palazzina e nell'ultima area c'è la palestra. Poi qua c'è la vasca sotto del recupero dell'acqua, che ovviamente non è visibile perché è nascosta. Se volete vi faccio vedere la botola, ma è una botola. Ma si autogestisce anche nelle piccole cose, cioè non ci sono interruttori. Quando rileva la presenza di una persona e c'è buio, accende la luce da sola. Quando uscite se la spegne, quindi non c'è spreco che magari uno esce e si dimentica la luce accesa. In casa magari mi dice io voglio girare in canottiera e risparmio il riscaldamento a 40 gradi, è uno spreco assolutamente inaccettabile. Questa struttura qua sono le aule magne, sono le aule che hanno capienza più elevata del campus, c'è l'aula più grossa, tiene 280 posti a sedere. Logicamente senza Covid, col Covid siamo molto più ridotti, mentre quei capannoni che vedete dopo la palazzina sono i vecchi hangar militari della caserma. In realtà adesso ce ne sono 3, una volta erano 5 perché le 2 sono state tolte per mettere questa palazzina. E attualmente lì dentro, oltre che magazzini nostri, ci sono anche dei laboratori universitari di ingegneria a livello di combustione. Ci sono dei ricercatori che appunto sono delle macchine abbastanza grandi dove studiano appunto di fare ricerca sulla parte legata più alla combustione, comunque all'energia. Sì, sono laboratori chiamati così pesanti che dobbiamo tenere lì perché ovviamente hanno dei macchinari tali o i forni eccetera che in una palazzina non possiamo per ovvie ragioni tenere. Uno non ha idea di quanto può costare l'energia. Ovviamente quelle piante lì sono inserite, entrate che vi spiego. Venite, c'è anche meno caldo. Allora dicevo, questa qui è la nostra parete verticale, che anche questa è stata scelta per una questione di innovazione, sostenibilità e quant'altro, no? Potevamo mettere delle piante in vaso e invece abbiamo preferito questa cosa qua che si chiama appunto pareti verticali. Questa è stata una delle prime, adesso in giro ce ne sono diverse. Praticamente quella cosa in acciaio che vedete sotto è una chiederebbero innaffiatura eccetera. Ed estate è più fresca rispetto all'esterno e quindi permette di fare caldo e freddo in base alla stagione. Cioè, allora, aspetta Paola, facciamo scorrere in avanti, se no. Sì. Qua sì, perché è Sì, no, la sicurezza. qua siamo in pure nel regno degli ingegneri energetici, perché proprio qua è tutta ingegneria energetica, di cui io non sono una massima esperta perché io sono un ingegnere ambientale, qualcosina me ne capisco. Allora, questo è tutto diciamo quello che si può vedere dell'impianto geotermico di questa palazzina. Ora, se poi uno per uno andate, perché tutti insieme non potete andare, se venite qua riuscite a vedere l'arrivo e la partenza delle 8 sonde solo in quel punto. Prendono proprio tutto diciamo, il calore del terreno su tutta l'area della palazzina. Meno male che adesso se ogni tanto parte la pompa si sente un po' adesso, cioè è il suo lavoro. È il suo lavoro. Questo appunto è un laboratorio, infatti vedete che non è all'instrumento più alto. Cosa fanno? Vedete che ha delle ruote, ogni tanto aprono lì che è un ingresso carrabile, lo mettono fuori qua nel piazzale, tolgono logicamente la copertura e testano, ci sono dei vari strumenti di misura, testano la produzione di fotovoltaico. Quindi studiano queste tecnologie.
Però può succedere che una casa che ha un impianto autonomo di produzione di energia, magari se a voi non serve la macchina per 2 giorni e mettiamo che quel giorno lì è nuvolo, quei 2 giorni lì sono nuvoli, quindi il vostro impianto fotovoltaico non funziona, allora voi potete decidere di utilizzare la macchina come batteria per alimentare a livello elettrico la casa. E infatti si chiama Vehicle to Building, quindi veicolo a edificio. Però è, diciamo, il flusso energetico in questa combina qua può andare nei 2 sensi, quindi dall'edificio alla macchina e dalla macchina all'edificio. Credo che anche le macchine debbano però avere. Magari sulla parte ambientale, sulla parte energetica so qualcosa, ho studiato qualcosa, ma non è tanto mio fare. La moto ovviamente è quella del mio collega, quindi non la partita. Probably